Per parlare di sport mi collego con Luca Bertoncello. Maestro Sifu, benvenuto a Pomeriggio Sud. Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti o buonasera a seconda dei punti di vista. Parliamo anche di quella che è la tua materia, Wing Chun. Parliamo di arti marziali, parliamo dunque di sport, una disciplina che però appassiona davvero tantissimi, tant'è che siamo qua a parlarne. Sì, il Wing Chun è una disciplina nata circa 400 anni fa, sviluppata e promossa in Italia dalla Wing Chun Academy, che invece è un'accademia che nasce nel 1992 ad opera del mio maestro, Grandmaster Paul Tang, coadiuvato da Master Miriam Pous, che è il responsabile referente europeo attualmente. Io sono insegnante, vorrei sottolineare che il grado di Sifu rappresenta un grado di insegnante. Da 20 anni però comunque rimango, diciamo, un insegnante. Da 20 anni, quindi hai fatto da piccolissimo praticamente. No, in realtà ho iniziato a 24 anni, quindi non proprio piccolissimo. Ok, evidentemente dimostri di meno, Sifu. Senti, vogliamo Sì, quello anche... sì, perché Dimmi, Vincent dimmi. tradotto, viene tradotto anche come radiosa o eterna primavera, e la primavera nell'età di una persona rappresenta di fatto il periodo della giovinezza, quindi probabilmente il fatto di comunque un continuo allenamento eccetera eccetera, magari chi l'ha creato, chi ha dato il nome a questa disciplina effettivamente ha visto che con la pratica, diciamo, non dico che si crea un elisir di lunga vita, Certo ma che sì. comunque migliora sicuramente anche l'aspetto fisico. Ecco, ma anche quello psicofisico globale, giusto? C'è un miglioramento da questo punto di vista anche? Esatto, partiamo dal presupposto che l'uomo è formato da mente e corpo, quindi una volta che io riesco a gestire bene il mio corpo, riesco ad avere consapevolezza del mio corpo, un miglioramento, perfezionamento anche attraverso l'applicazione delle tecniche e l'apprendimento di queste, in contemporanea la mia mente si rafforza, la mia mente prende fiducia, quindi diciamo le due cose sono profondamente collegate. Questo ci insegnano anche le tre filosofie su cui si basa il Wing Chun, che sono appunto il buddismo, il taoismo e il confucianesimo, che sono appunto le tre filosofie che fanno capo a questa disciplina. Adesso non entro nello specifico chiaramente, ma ogni elemento di questo va a compensare, va a costruire una mentalità sicuramente molto molto profonda, quindi è importante, ripeto, sia per l'aspetto fisico che per quello mentale sicuramente. Questo significa anche maggiore equilibrio mentale per affrontare le vicissitudini della Sì. vita, qualsiasi problema, ma anche le cose belle. Sicuramente sì, crea un grande equilibrio, ti sviluppa e ti mette i piedi per terra, questo dice sempre anche il mio maestro. Prima cosa che Vincent ti insegna è mettere i piedi per terra, cioè questo non vuol dire non gioire dei fatti positivi, ma significa comunque rimanere in un certo equilibrio anche mentalmente, perché lo vediamo tutti i giorni, insomma, soprattutto al giorno d'oggi siamo oppressi da fatti negativi e tenderebbero a portarci giù. Invece se noi ci abituiamo a mantenere un certo equilibrio nelle cose, riusciamo anche a rimanere stabili mentalmente, che è, diciamo, il premio più grande, il valore più grande che possiamo avere al giorno d'oggi in questa società, insomma, mantenere un equilibrio mentale. Tanto nel video stiamo vedendo che praticamente a qualsiasi fascia di età si può praticare la disciplina. Sì, diciamo che si parte dai 10-11 anni e si arriva fino ai 60, 65, 70. Chiaramente non essendo uno sport, ma essendo una disciplina appunto, non ci sono nemmeno, diciamo, competizioni sportive, gare, eccetera, eccetera. Quindi la formazione è a personam, quindi a seconda di quanto uno riesce, diciamo, ad arrivare, fa, quindi non c'è di fatto una preparazione atletica importante, è più una preparazione tecnica che porta anche allo sviluppo della mente. Chiaramente si fa anche un po' di atleticità per rimanere in forma, ma è comunque un qualcosa alla portata di tutti, insomma, ecco. Secondo te a che cosa fa bene soprattutto, oltre a quello che abbiamo detto, quindi lo sviluppo psicofisico e l'equilibrio mentale? Però il beneficio generale qual è del Wing Chun? A chi Diciamo serve che il soprattutto? Vinsum va a...
Sì, va a strutturare molte parti, ad esempio, del corpo, se vogliamo. Ad esempio, tenendo una postura perfettamente allineata, sicuramente vado a irrobustire il muscolo lombare, vado a mantenere la schiena costantemente eretta, quindi mi evito anche problematiche, diciamo, alla schiena o comunque di postura. Le spalle sono rilassate, quindi comunque non creo tensioni particolari e stessa cosa per la testa, quindi anche la parte diciamo della cervicale rimane comunque costantemente Questi allineata. Poi movimenti che si stiamo lavora un vedendo, po' più soprattutto a che cosa forte. fanno bene? Ma questo ad esempio porta a una struttura all'equilibrio sicuramente fisico, che è una cosa molto importante. Particolarità di questo sistema è che si narrava una volta che si utilizzano tre braccia, che di fatto il terzo braccio è quella che è la gamba. Infatti questi esercizi di equilibrio fanno sì che dopo si utilizzino le gambe, si vadano a utilizzare le gambe come fossero delle braccia, però per fare questo chiaramente devi avere una struttura portante molto ben stabile, quindi si fanno molti esercizi di equilibrio. Allora, adesso che non c'è età, nel senso che già da piccolissimi, 7-8 anni, si può cominciare a praticare questo sport, questa disciplina, fino ai 70-75 anni. Siccome ne ho tanti all'ascolto a quest'ora, anche di persone adulte, persone mature, allora soprattutto i benefici sono posturali? Sì, diciamo che accompagnato al sistema Vinson c'è comunque tutta una parte di Neidan Qigong che fondamentalmente sarebbe un lavoro sulla anche respirazione, che è una sorta anche di ginnastica cinese, perché comunque Vinson, essendo una disciplina cinese, si va a occupare sia della parte esterna, quindi della parte diciamo di potenza, di atleticità, di difesa personale, eccetera, eccetera, ma anche della parte interna, quindi la parte di benessere appunto psicofisico. E ad esempio per gli anziani facciamo anche un programma che porta a far sì di creare queste attività, appunto, chiamiamola ginnastica cinese, dove vanno a fare dei movimenti morbidi e vanno a crearsi insomma dei miglioramenti a livello fisico, a livello mentale. Anche il Wing Chun chiaramente, se praticato con calma e tranquillità, può portare benefici. Chiaramente con gli anziani non andiamo a fare sparring, non andiamo a fare esercizi particolarmente impegnativi, ad esempio alle ossa, perché chiaramente come tutti sappiamo a una certa età anche le ossa cominciano un po' a indebolirsi, chiaramente, insomma, soprattutto per quanto riguarda le donne. Se parliamo di arti marziali più forti al mondo, potremmo dire che il Wing Chun è tra quelle più complete? Ma diciamo che è sicuramente una disciplina marziale molto particolare rispetto alle altre discipline cinesi. Chiaramente parlo per quelle cinesi dove sono un po' più informato e ferrato, dopo delle altre ho un po' una panoramica generica. Però diciamo che non ha movimenti ampi, non ha movimenti larghi, non ha movimenti salti, capriole, eccetera, eccetera. È molto essenziale e nella sua essenza però è molto efficace, nel senso che comunque utilizza ad esempio dei principi come quello della corta distanza, come quello di sviluppare potenza da pochissima, da distanza molto molto ravvicinata, tante cose che lo rendono sicuramente una delle discipline più efficaci anche in ambito di difesa personale, oltre che per quanto riguarda appunto, come abbiamo detto, il miglioramento della propria condizione psicofisica. Di fatto è una delle caratteristiche sue sicuramente principali, sia per quanto riguarda la difesa, diciamo, uomo, che per quanto riguarda chiaramente la difesa donna, quindi diciamo è adatto ad entrambi i sessi sicuramente. Se si è costanti invece a proposito di autodifesa, quanto tempo ci vuole per far sì che la persona stessa riesca in qualche modo a difendersi in caso di aggressione? Allora, lì abbiamo due strade, abbiamo la strada tradizionale, quindi della disciplina tradizionale dove si inizia con le basi e dove ci si va a formare in un percorso dettagliato in cui viene strutturato il corpo al meglio. E in questo contesto, appunto, la disciplina tradizionale, indicativamente in un anno e mezzo si impara a muoversi in maniera discreta e quindi ci si impara ad avere una confidenza e una consapevolezza del proprio corpo e della propria mente e quindi di conseguenza a difendersi in maniera opportuna. C'è un'altra strada invece che teniamo per ad esempio la difesa donna,
che sono dei pacchetti o anche dei corsi intensivi che abbiamo soprannominato metodo Viper, che fondamentalmente cosa fa? Va a prendere l'essenza di quello che è il Wing Chun e però togliendo tutta la parte tradizionale chiaramente, e con questo andiamo a sviluppare, andiamo a simulare proprio le situazioni di aggressioni principali. Diciamo che in questo contesto anche potenzialmente in un weekend si ha un'infarinatura per potersi difendere, infatti collaboriamo molto spesso anche con le amministrazioni comunali. Tra l'altro vorrei anticipare una piccola cosa che stiamo anche sviluppando con il comune proprio di Bari per marzo, è ancora un po' diciamo in approccio, ma stiamo sviluppando un weekend gratuito di difesa donna, quindi anche questa sarà sicuramente una cosa interessante che scenderemo a Bari per sviluppare appunto questo Bella, evento. questa è una bella anticipazione. Ricorda quando? Marzo, di Ok. preciso dovrebbe essere il primo weekend, però stiamo ancora sviluppandolo. Dopo eventualmente magari ti Certo, farò ci darei sapere in maniera più aggiornamenti. approfondita e magari potremo fare anche un altro intervento un po' prima di questo evento, Chi se hai potrà piacere. partecipare? Tutte le donne fondamentalmente, quindi è rivolto a tutte le donne, è patrocinato e stiamo sviluppando appunto il patrocinio con il comune di Bari e anche con l'associazione antiviolenza di Bari, quindi siamo in collaborazione, stiamo strutturando adesso il programma eccetera eccetera, e quindi fondamentalmente tutte le donne, la lezione è gratuita, sarà sviluppata in un weekend, probabilmente sabato pomeriggio, domenica mattina, credo se non vado errato, 2-3 marzo o 3-4 marzo, adesso non ricordo male, comunque il primo weekend di marzo. Benissimo, invece il consiglio è anche la domanda che ti fanno spesso, così che possa essere utile a chi ci sta seguendo da casa. Ma diciamo che il Winston è conosciuto oggi molto grazie ai film di Ip Man, che è stato uno dei diciamo, fautori dello sviluppo di questa disciplina a livello mondiale. Ha avuto la fortuna di avere Bruce Lee come suo allievo, di conseguenza è stato molto nominato e attualmente appunto sono stati fatti dei film sulla sua immagine. Quindi tanti vengono là già chiedendomi ma quanto ci metto a diventare come Ipan, a muovermi come lui, chiaramente del film, e a quel punto gli dici vai davanti allo specchio, mettiti in posizione e comincia, nel senso che comunque ci vuole pazienza per creare una struttura. Il Wing fa parte degli stili di Kung Fu. Kung Fu significa fondamentalmente grande impegno per arrivare a un risultato, vogliamo dire per arrivare a una maestria, anche se è un po' troppo in là. Comunque si deve avere molta pazienza e si deve sapere che ci vuole molto lavoro, insomma. Quindi, Dopo è come una si cosa che dice, arriva come forza, passione, coraggio una e volta che ti determinazione. innamori. Esatto. Grazie, grazie al maestro Al Sifu, Luca Bertoncello, per averci raccontato qualcosa di più di questa disciplina spettacolare che, come dicevo prima, interessa tantissimi utenti, tantissimi amici a casa che ci stanno seguendo. Voi, grazie davvero.